Passiamo alla trattazione del punto all'ordine del giorno. Determinazione, scadenze e rate di pagamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. C'è qualcuno che chiede di parlare? Scarlata e Orario ci sono estenuti. No, il consigliere Bonelli era estenuto, lei no. Favorevole, c'è solamente il consigliere Scarlata che... Passiamo al punto numero 8, mozione a firma del consigliere Naro Pio Domenico, noti al seguente oggetto, rimozione segnaletto. Consigliere Naro Pio ne ha... Ha chiesto di parlare il consigliere Averna nella qualità di presidente della commissione. Grazie Presidente. Noi abbiamo ricevuto in quarta commissione la delibera noi abbiamo ricevuto la delibera per quanto riguarda la rateizzazione della TARES, in modo tale da poter il Consiglio Comunale decidere sul numero di rate per poter pagare la TARES, appunto. La delibera è corredata anche dei pareri del Collegio dei Revisori, che è un parere unanime. Noi abbiamo discusso in sede di commissione e sentendo sia l'assessore Calafato che il ragioniere Bernardo, alla fine abbiamo espresso parere favorevole unanime dei presenti, Dicevo, noi abbiamo ricevuto la delibera per quanto riguarda la rateizzazione della TARES, in modo tale da poter il Consiglio Comunale decidere sul numero di rate per poter pagare la TARES, appunto. La delibera è corredata anche dei pareri del Collegio dei Revisori, che è un parere unanime. Noi abbiamo discusso in sede di commissione e sentendo sia l'assessore Calafato che il ragioniere Bernardo, alla fine abbiamo espresso parere favorevole unanime dei presenti, sopra... Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main B undervolt.
Okay, stand by, 13. We're looking at it. Okay, right now, Houston, the voltage is looking good. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. And as I recall, main B was the one that had a amp spike on it once before. Roger, Fred.